ladro che stava entrando in casa ferendolo, il macellaio di Legnaro condannato a 4 anni e 11 mesi per tentato omicidio, dovrà pagare anche i danni al bandito, rabbia all'uscita dal tribunale, questa non è giustizia. Caccia a 2 malviventi che hanno aggredito, picchiato e rapinato una 27enne lungo il sottopasso di Mestre, la violenza avvenuta in pieno giorno, qui dicono i residenti c'è paura ogni ora. Morto a Capalbio in un incidente stradale l'ex ministro Altero Matteoli, era stato condannato in primo grado per l'inchiesta Mose. Da Roma lo shock di Renato Brunetta, sono sconvolto. Una decina di razzie nel Padovano, arrestati dai carabinieri 2 ladri albanesi che svaligiavano le abitazioni facendo sparire anche i regali sotto l'albero. Lunedì di code di servizi per i correntisti dell'ex Popolari Venete, sotto accusa soprattutto gli sportelli elettronici, dove risultano difficili per non dire impossibili i pagamenti con carte e bancomat. L'arrivo in Italia tra le polemiche della salma di Vittorio Emanuele III divide anche i veneti tra chi si dice contrario e chi vuole mettere una pietra sul passato. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Cominciamo, come avete sentito, dalla sentenza che questa mattina ha investito la famiglia di Walter Onichini, 4 anni e 11 mesi per il macellaio di Legnaro che sparò al ladro entrato in casa. Non parla al microfono, è ancora scosso Walter Onichini mentre riceve la solidarietà di chi è venuto a sostenerlo in tribunale a Padova, accusato di tentato omicidio per aver sparato e ferito un ladro fuori dalla sua villetta di Legnaro la notte del 22 luglio 2013. Onichini è appena stato condannato a 4 anni e 11 mesi di carcere, 3 mesi in meno rispetto a quanto chiesto dal pubblico ministero. Adesso combatterà per far valere la propria verità. Lui me l'ha sempre detto, io sono assolutamente convinto che non avesse la volontà di uccidere, non lo vedeva neanche quando sparava. Rispetto ai 324.000 euro di risarcimento al ferito chiesti dal pubblico ministero, il giudice ne ha disposti 24.500. Il ladro è venuto libero a fare il processo e pur potendo essere arrestato in quell'occasione è stato lasciato andare, quindi deve fare 3 anni e 8 mesi di reclusione e adesso lo stiamo cercando in Albania, mentre il signor Onichini è qui, risponde delle proprie azioni e vedremo come andranno i prossimi gradi di giudizio. E proprio prima di preparare la linea difensiva per i prossimi gradi di giudizio, l'avvocato De Toni attende le motivazioni della sentenza. Giustizia pagata! C'è chi viene archiviato dopo aver ucciso il ladro che scappava, c'è chi viene condannato dopo aver ucciso il ladro che scappava. Ogni caso è una storia a sé. Vedremo come il Tribunale ha interpretato questa vicenda. E allora avete visto, dopo la fiaccolata di lunedì scorso, oggi tante persone, come promesso, a sostenere Onichini. Vediamo la loro reazione dopo la sentenza. Pensavo che sarebbe stato assolto, ma non c'è da sperare, insomma. Era già deciso a tavolino. La condanna di Walter Onichini a 4 anni e 11 mesi è accolta con rabbia e delusione tra coloro che sono arrivati a Padova per manifestare solidarietà al macellaio di Legnaro. E questo significa che si dà forza ai banditi di andare a saccheggiare le case e di chiedere i soldi a chi viene saccheggiato. Ormai qui vengono difesi i delinquenti e messi in galera gli onesti, cioè, solo per quello non è che fossi pessimista, però io tutto sommato me l'aspettavo. È arrivato un messaggio che praticamente la tutela del delinquente, cioè, anche il delinquente se viene l'esercizio di 1 centesimo ha la libertà e quindi in galera non ci va. Tra i manifestanti, così come già la settimana scorsa, anche Ennio e Rosina, gli anziani torturati e rapinati nella loro abitazione di Piacenza d'Adige. È giusto è giusto questo processo, non ti puoi difendere, non puoi dire niente. Dopo che sono loro a rubarti in casa devo ancora pagare, devo fare ancora la galera, ma no. Ma perché succede così secondo lei? Perché c'è il nostro governo che li toglie, che li porta qua, che li aiuta, che gli dà. Noi altri siamo stati bastonati tutto, e da noi altri non abbiamo mandato nessun dottore psichiatra per farne andare via quell'idea, quella paura. Ma allora in galera gli dà tutto. Da Padova al Veneziano, questa mattina un altro episodio di violenza, aggredita e rapinata nel sottopasso tra Mestre e Marghera. Chi lo percorre quotidianamente ora sostiene come ci sia da avere paura a tutte le ore. Qui sotto si vede di tutto tutti i giorni, io lo faccio 2 volte al giorno ed è terra di nessuno qui sotto.
Erano circa le 9 quando una 27enne è stata aggredita, strattonata e colpita nel sottopasso ciclopedonale della stazione che collega via Dante con via Rizzardi a Marghera. Come ogni mattina la 27enne ha imboccato il sottopasso, solo che questa volta ad attenderla all'interno c'erano i due aggressori che hanno tentato di portarle via la borsa. Alla fine riuscendoci, mentre la ragazza è stata portata al pronto soccorso in stato di shock, prognosi 5 giorni. I malviventi sono invece riusciti a fuggire col bottino, dal momento che in zona non c'era nessuno che potesse fermarli. La paura per chi abitualmente entra nel sottopasso è palpabile, i controlli a volte ci sono, dichiara qualcuno, ma non bastano. Soprattutto nel pomeriggio, quando io tornerò oggi alle 4, 4 e mezza, è già buio. Sì, ce n'è. Non la farei di sera io questo tunnel, lo vengo in bicicletta al lavoro perché lavoro di giorno. Sì, no, non lo farei. Gente che dorme, gente strana che gira, bivacchi, accampamenti. Vedo che usano a volte come bagno a cielo aperto e quindi la situazione di questo sottopasso è abbastanza critica secondo me. Non so se ci sono delle telecamere di sicurezza, ma ci sarebbe bisogno di una vigilanza costante qui sotto. È pericolosissimo questo sottopasso, specialmente di sera, e anche via Ulò non si scherza là, che è una via che va dal sottopasso di Marghera al sottopasso di Mestre, anche là so che ci sono state delle aggressioni. E poi a Treviso invece, a Nerbon di Silea, dove sabato sera è stato arrestato un ladro con un metodo rocambolesco. Siamo stati avvertiti da mia cognata per telefono che c'erano dei forti botti a casa nostra. Allora siamo rientrati, mio marito è rientrato subito e ha trovato che il nostro cognato aveva inseguito i ladri che erano ancora in casa e per le vie di Nerbon. Sabato sera, via Gorizia, a Nerbon di Silea, Gemma e Aldo Dotto sono fuori a cena, ignari dell'ennesima visita dei ladri, la quinta. Il cognato li sorprende, sono in tre, fa per inseguirli, uno dei malviventi lo minaccia con un piede di porco, lui non desiste, punta un 42enne albanese e lo rincorre in bici e a piedi fino a questa stradina. Voleva attraversare il fiume, alla fine uno dei ladri e è caduto in acqua perché dall'altra parte del canale c'erano i cani che facevano il suo dovere. Così insomma l'hanno preso, sono arrivati i carabinieri e è andata abbastanza bene insomma. L'albanese viene ripescato dai carabinieri di Silea e dai colleghi del radiomobile, fradicio e infreddolito, un trasfertista dei furti residente nel Bresciano con una sfilza di alias e di precedenti alle spalle, tanti i danni in casa, 2 finestre e una porta scassinate. Avevano tolto una federa dal cuscino, avevano iniziato a mettere dentro qualcosa, però hanno lasciato qua la federa perché si vede che sono stati disturbati. Sono riusciti a togliere la cassaforte da un mobile. La di sicurezza era dentro a un mobile, l'hanno tolta, però dopo inseguendoli si sono disfatti e l'hanno buttata in un giardino e è stata recuperata. Stamattina il processo per direttissima, l'udienza è stata rinviata ma l'arrestato resta in cella. Recuperato anche un borsone di attrezzi da scasso. Ai Dotto non resta che ringraziare il coraggioso cognato. Avevamo paura che avesse anche quasi un infarto perché aveva veramente fatto molto bravo, molto coraggioso. Sì. E poi l'azione dei ladri più odiosi, i ladri del Natale, insomma, perché agivano negli ultimi giorni a Padova, in particolar modo topi d'appartamento, avevano sottratto da diversi edifici anche i regalini sotto l'albero per i bimbi. Li hanno ribattezzati i ladron delle feste, i carabinieri erano sulle loro tracce, li seguivano giorno e notte e ieri hanno fatto irruzione in un bed and breakfast dei Colli Euganei. In manette sono finiti 2 albanesi clandestini di 24 e 27 anni accusati di una serie di furti in appartamento che avevano destato grande allarme nelle scorse settimane tra Abano e Montegrotto Terme, Sarmeola di Rubano e Selvazzano. Li abbiamo fermati con ingente refurtiva, frutto sicuramente di almeno una decina di furti già accertati, ma pensiamo che siano circa una cinquantina. Accusati di ricettazione in concorso, i 2 hanno tentato di fuggire dalla finestra quando i carabinieri hanno fatto irruzione, mentre sotto i mobili avevano nascosto quasi 150 oggetti preziosi, gioielli in oro e argento, orologi, capi di abbigliamento griffati, 2.500 euro in contanti e altre banconote in valuta estera. Una volta entrati, fatto ingresso nelle abitazioni, arraffavano tutto quello che c'era, ovviamente con predilezione per monili in oro,
per abbigliamento e capi di abbigliamento griffati, denaro contante, addirittura alcuni pacchetti regalo che erano già stati sistemati dalle famiglie vicino all'albero, il presepe. Sequestrati anche flessibile, cacciaviti, guanti, torce, gli attrezzi del mestiere, insomma, e poi sarebbe stata trovata una sorta di agenda che conteneva obiettivi già individuati come villette e condomini da razziare nelle prossime settimane. I carabinieri lanciano l'invito alle famiglie derubate perché potrebbero riconoscere i loro oggetti. Le indagini proseguono, non è escluso che siano coinvolti altri complici. Utilizzeremo anche un link a cui collegarsi per poter visionare questi oggetti, questa refurtiva. Sono oltre 130 pezzi, quindi voglio dire, una refurtiva veramente ingente. Ed è shock nel mondo politico per la morte dell'ex ministro Altero Matteoli, scomparso in un incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla via Aurelia all'altezza di Capalbio. Il senatore aveva 77 anni. Lo scontro frontale fra due auto è avvenuto in un tratto in cui la strada da 4 corsie si restringe nei pressi della località Torba, nella Maremma grossetana. Matteoli viaggiava da solo a bordo di una BMW, l'altra vettura è una Nissan con 2 persone a bordo. Matteoli è stato estratto dalle lamiere dall'auto in fin di vita. I medici hanno tentato di rianimarlo sul posto ma non c'è stato nulla da fare. Storico esponente del Movimento Sociale Italiano, poi di Alleanza Nazionale, era stato ministro dei trasporti del governo Berlusconi tra il 2008 e il 2011. Coinvolto nello scandalo Mose, nel settembre scorso era stato condannato in primo grado per corruzione. La notizia della sua morte è arrivata in poco tempo a Roma, suscitando il cordoglio di tutta la politica, a partire da compagni di coalizione come il deputato di Forza Italia Renato Brunetta, che ha appreso dell'accaduto durante i lavori della commissione d'inchiesta sulle banche popolari. Si è detto sconvolto da questo dramma. È stato un weekend tragico sulle strade della nostra regione. In 48 ore 2 persone hanno perso la vita, altre 12 sono rimaste ferite. Un drammatico fine settimana sulle strade del Veneto, 4 incidenti con un bilancio tragico, 2 morti e 12 feriti. A Belluno, in via Vittorio Veneto, ieri sera intorno alle 21, una Fiat Uno ha sbandato, andando a sbattere prima contro dei cartelli stradali e poi finendo la corsa contro un platano. A perdere la vita Barbara Durastante, 42enne di Roma, che si trovava sul sedile del passeggero. La donna è morta sul colpo. Il giovane, che invece era alla guida, un 39enne di origini brasiliane residente a Belluno, è rimasto ferito ed è stato trasportato e ricoverato in ospedale. I 2 amici si stavano dirigendo verso Ponte delle Alpi quando l'uomo ha perso il controllo della macchina uscendo di strada autonomamente. Sul posto i carabinieri che hanno deviato il traffico verso Nogarè. A Chioggia la città invece è sotto shock per la morte della 14enne Chiara Pavanello. La ragazzina si trovava con l'amica del cuore seduta dietro ad una bicicletta elettrica senza luci. Stava percorrendo la Romea e doveva raggiungere gli amici ad un fast food. Ad un tratto le 2 ragazzine hanno sorpassato un'altra bici allargandosi leggermente. In quel momento un'auto che veniva dalla stessa direzione, guidata da un 20enne residente a Chioggia, non le ha viste, le ha travolte. Trasportate d'urgenza in ospedale per Chiara, non c'è stato nulla da fare, ferita invece l'amica. E questa sera in ricordo della 14enne è stata organizzata una fiaccolata. Ed ancora un altro incidente, sempre nel veneziano. A Jesolo, lungo via Martin Luther King, un 20enne ha perso il controllo della sua macchina andando a schiantarsi contro un pino marittimo. Violentissimo l'impatto, l'auto si è spezzata in 2. Il giovane portiere del Cavallino è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. La società ieri ha chiesto ed ottenuto di annullare la partita di calcio per stare vicino al giocatore. Ed ancora a Sarego, nel Vicentino, ieri un altro incidente, coinvolte 3 vetture, 6 persone sono rimaste ferite. Sul posto diverse ambulanze che hanno trasportato gli occupanti delle auto in ospedale ad Arzignano. Tanto la Regione Veneto chiede al Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin di fare urgentemente chiarezza sul problema della plasmaferesi dopo lo scontro nato dalla bocciatura da parte del Dicastero dell'impiego di questa metodologia sui pazienti contaminati da inquinanti di FAS, e ricorderete il blitz nei giorni scorsi dei NAS ordinato da Roma. Da Palazzo Balbi è stata inviata una lettera al Ministro sottolineando che le sue affermazioni, oltre a creare un problema di comunicazione nei confronti dei soggetti interessati dal bioaccumulo di sostanze tossiche in oggetto, ha fatto sorgere dubbi anche rispetto al decreto ministeriale che prevede l'utilizzo della plasmaferesi. Intanto la gente non ha dubbi, si tratta di una chiara irruzione del governo centrale contro il Veneto. Che sia ragione Luca Zaia fa bene ad agire per vie legali, ha tutto l'appoggio di tutti i veneti, credo.
Venezia alza la testa e reagisce così alla visita improvvisa dei NAS venerdì scorso in regione. I carabinieri inviati dal ministro alla salute Beatrice Lorenzin per acquisire la documentazione sui contaminanti PFAS. È chiaro che doveva rivolgersi prima agli enti locali prima di provvedere di suo. Però una volta che è fatto il discorso dall'altra parte, il coltello dalla parte del manico ce l'hanno sempre loro e noi che siamo dall'altra parte della barricata, il popolo, non contiamo meno di zero. Poteva chiederli, normalmente, senza mandare i carabinieri. Il blitz proprio mentre il direttore generale della sanità regionale Domenico Mantoan stava illustrando a Padova i risultati dell'utilizzo della procedura di plasmaferesi sulle persone contaminate in Veneto. E la Lorenzin non è che la vedo molto di buon occhio per quello che ha fatto con le vaccinazioni, l'obbligatorietà delle vaccinazioni, quindi sono un po' di parte, no? Eppure i dati della Regione Veneto relativi a 4 stadi su 6 confermano una diminuzione media del PFAS nelle persone che si sono sottoposte al trattamento pari al 35%, ma ora dopo il blitz ogni cura è stata bloccata. Sono delle famiglie lì che so che hanno dei problemi seri, cioè sono malate di tumore anche, no? Ecco, quindi andrebbe fatto un po' più di chiarezza, no? Prima di agire in quel modo arbitrario, no? Voglio dire, lasciamo che faccia il suo corso, una cosa normale come un prelievo a un certo numero di persone, senza bloccare niente, altrimenti come dire, io faccio andare avanti le cose come voglio io. Bisogna aumentare il livello culturale, basta. Da Veneto cosa vuole dire la Lorenzin? Di farci aiutare da qualcuno di competente. Penso che siano tutti segnali, anche questi, che vanno contro la volontà popolare, no? Che è quella di avere un po' più di autonomia decisionale, quantomeno economica almeno. Lunedì di disagi per i correntisti dell'ex Popolari Venete, anche durante questo passaggio, come sapete, un po' travagliato, e era impossibile nella giornata di oggi per molti effettuare pagamenti o prelievi con carte e bancomat. È stata una giornata impegnativa, loro sono molto attivi ma i tempi di attesa sono lunghissimi. Si sta rivelando molto più complicato del previsto il passaggio dei conti correnti dalle Popolari Venete in liquidazione a Banca Intesa. Principale imputato l'intero sistema informatico della Banca Piemontese, che sta prendendo il posto di quello delle banche venete. Significa cambio di tutto, dai bancomat alle chiavette per entrare via internet nel conto, ma anche le compatibilità tra i due sistemi che dovranno interagire almeno fino al prossimo marzo. E questo vale per i cittadini ma anche per le aziende private e pubbliche come l'US2, dove il pagamento dei ticket era affidato a Veneto Banca. Ho provato con tutte e tre, non sono riuscita né in contanti né col bancomat, mi dà che la carta transazione non eseguita. Ho cambiato 3 macchine, non ci sono riuscita e sto andando via perché mi sono rotta. È un po' un caos, c'è tanta gente arrabbiata dentro, vado pur dentro a vedere. Col POS non ci sono riuscita, però con i contanti sì. Quindi va solo con i contanti? Quella che ho utilizzato io sì, non c'era scritto niente. Una sorpresa, però insomma con i contanti poi ce l'abbiamo fatta. Il consiglio sarebbe di cambiare velocemente le carte magnetiche, ma c'è da fare i conti con la fila di appuntamenti già fissati in tutti gli sportelli. E allora non resta che armarsi di pazienza e sperare soprattutto davanti ai bancomat. Allora, com'è andata? È andata con un po' di pazienza, si risolve perché si è rallentato il sistema operativo. Meglio o peggio rispetto a Veneto Banca? Peggio, era molto più pratico il sistema precedente. Poi ti chiedono se vuoi l'importo diverso da quello preindicato, tu lo vuoi e ti dice che hai annullato l'operazione. Sequestrati 2,5 milioni di euro a un pregiudicato di fatto nulla tenente. La DIA ha messo i sigilli alla storica barchessa di Villa Molin e un negozio di prodotti pugliesi delle piazze di proprietà di un pregiudicato. Andiamo a Padova. La storica barchessa di Villa Molina al centro di un'indagine della DIA di Padova in collaborazione con la sezione operativa di Lecce, che hanno dato esecuzione ad un sequestro nei confronti di Giuseppe Donofrio, pregiudicato pugliese ma da anni trasferitosi a Padova. I sigilli questa mattina sono stati messi ad una porzione della storica villa di proprietà della moglie di Donofrio, sequestrate anche le quote di capitale sociale della società Itrulli SRL con sede a Padova per un valore complessivo di oltre 2,5 milioni di euro. I precedenti giudiziari di Donofrio, ormai noti
noto commerciante nell'area veneta delineano la sua figura di esponente di vertice di un'organizzazione criminale dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri negli anni 80 e 90 e con precedenti specifici anche per traffico di stupefacenti e furto. L'indagine ha ricostruito la proprietà dei beni, tutti riconducibili al commerciante pugliese e acquistati con risorse provenienti da attività illecite. In particolare gli inquirenti hanno stabilito come le disponibilità economiche investite per l'acquisto della villa e per l'avvio dell'azienda I Trulli non potessero essere lecite in quanto i coniugi in quel periodo si erano dichiarati nullatenenti. Ci fermiamo per qualche istante, poi ancora notizie, parleremo di Autovelox e della salma di Re Vittorio Emanuele III. Telegiornale del Veneto, torniamo in diretta, ancora centinaia di multe al giorno, migliaia e migliaia ogni mese. Parliamo degli Autovelox di Albignasego nel Padovano e ora si preparano i ricorsi. Se su una tangenziale dove vige il 90 km all'ora come limite di velocità per 300 metri viene messo comunque un limite dei 70 per metterci l'autovelox, è ovvio comunque che per fare cassa mi sembra poco serio da parte di una giunta comunale. Se non lo si conosce ci pensa lui a presentarsi. Il nuovo autovelox installato in tangenziale in territorio di Albignasego ha già inviato migliaia di multe, almeno 15.000 in appena un paio di mesi secondo Confedercontribuenti, un numero tale da rinfocolare l'eterna polemica. I rilevatori di velocità servono per la sicurezza stradale o per rimpinguare le casse comunali? In questo caso a Federcontribuenti non hanno dubbi e annunciano battaglia. Ricorriamo al TAR perché non venga subito rimosso il limite di velocità. Non chiediamo che venga tolto l'autovelox, ma venga tolto quel limite di velocità. Assistiamo tutti i giorni a automobilisti che si accorgono tutto d'un tratto che la velocità è ridotta ai 70 km all'ora, frenano comunque bruscamente e quelli che sopraggiungono comunque devono schivarli. Perciò se succede anche un incidente per questo comunque lo metteremo in responsabilità a chi ha messo su questo tipo di dispositivo o ha messo quel tipo di limitazione. Il dibattito rimane aperto, ma prima ancora che dalle aule di tribunale a Federcontribuenti si aspetta un segnale dall'amministrazione comunale di Albignasego. Attendiamo una risposta che non sia polemica, una risposta che vada a risolvere questo tipo di problema, perché non è possibile comunque che debba essere sempre l'automobilista che deve pagare i conti delle casse dei comuni. Si scatena anche in Veneto la polemica sul rientro della salma di Vittorio Emanuele III. È tornato Vittorio Emanuele. Ok, vuol dire che probabilmente hanno preso delle considerazioni che secondo loro ritenevano giuste per farlo. Poteva farlo dove che gli era. È un cancro la monarchia per tutti i popoli del mondo. In nessun altro paese come l'Italia, forse, fatti accaduti più di 70 anni fa riescono a incendiare gli animi così tanto, come il recente rientro della salma dell'ultimo re d'Italia, quel Vittorio Emanuele III, fuggito in Egitto nel 1946 per lasciare la neonata Repubblica. Sì, perché il rientro delle spoglie porta con sé anche i corpi del reato, potremmo dire, di quell'epoca storica. Non solo le due guerre mondiali, a pesare come macigni il sostegno al fascismo, la fuga dopo l'8 settembre 43 e l'approvazione delle leggi razziali nel 38. L'avrei lasciato stare dove è. Insomma, doveva dare almeno delle direttive e tutto, non lasciare l'Italia allo sbando. Era obbligato a fare quello che decideva il Parlamento. E le leggi razziali non erano poi così feroci come dicono o come sono state fatte negli altri stati. Bisogna avere un po' di pietà, però se si pensa a quello che è successo, sì, questa cosa grida un po' vendetta, diciamo. La salma di Vittorio Emanuele III si trova ora in provincia di Cuneo, ma c'è chi la vorrebbe nel Pantheon a Roma, assieme agli altri re d'Italia. Sono d'accordo a farla rientrare a Roma. No, non è giusto secondo me. Per non parlare del biglietto del viaggio di ritorno, pagato al re dai contribuenti della Repubblica. Ma il fatto che l'abbiamo pagato noi col volo militare? L'hai sbagliato, l'ho capito, l'ho seguita, l'hai sbagliato. Ma hanno presente che lo Stato italiano ha avvocato a sé tutte le proprietà di Vittorio Emanuele III, quindi dovevano trasportarlo in un treno d'oro, secondo me. Alla fine però, probabilmente, il vortice delle polemiche è più apparenza che sostanza. Ai trevigiani interessa poco, parola di chi vede e vende notizie ogni giorno. Mai sentito nessuno parlare. Proprio interessa poco.
Vi ricordiamo soltanto che è tornata la rubrica dedicata ai vostri presepi, quindi ecco i contatti per segnalarceli, redazione @antena3.it, il numero di telefono 0422 0230898, quello è poi il numero di SMS. Non curate i veneti e la polemica poi con il titolo insomma, che dà il via 20:10 questa sera, la polemica con il Ministero dopo la sospensione della plasmaferesi, in studio Andrea Zanoni del PD e altro consigliere regionale però della Lega Nord, Alberto Villanova. Questa sera c'è anche Ringa alle 21:15, si parlerà di politica, pochi giorni dallo scioglimento delle Camere. Alessandro Bisato, segretario regionale del PD, Gian Antonio D'Area, segretario regionale della Lega Nord, poi il consigliere regionale Simone Scarabel e l'economista Francesco Pontelli. È tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Buona serata. Tempo stabile sulle nostre regioni e anche per lo più soleggiato, tuttavia con clima freddo. Vediamo il dettaglio del 19 dicembre. Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole grazie all'aumento della pressione atmosferica. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Diamo anche uno sguardo all'andamento delle temperature. Il clima sarà ancora freddo con temperature massime non più alte di 6 gradi, minime attese tra -5 e 0 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui la pressione aumenta su tutta la regione, la giornata sarà ampiamente soleggiata con il cielo che si presenterà sereno ovunque. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 5 gradi, valori notturni ampiamente sotto zero ovunque. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Pressione in aumento su tutta la regione, il cielo si presenterà sereno sulla quasi totalità del nostro territorio. Più nubi peraltro innocue soltanto sui confini esteri. Le temperature massime sono attese sui 6 gradi, minime con -9 gradi a Bolzano e -4 gradi a Trento. Il mare sarà da calmo a quasi calmo sulle coste, poco mosso al largo, i venti moderati da nord, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.